Emerge in fasce d'età insospettabili, addirittura nel periodo adolescenziale. Nel quadro della violenza domestica di genere e dello stalking nel Veneto orientale predomina il rosso, che non è più solo il colore simbolo dei soprusi. È il sangue versato dalle ferite di chi ce l'ha fatta ad uscire dalla spirale della sopraffazione ed è quello di chi, come a Mariarca, è stato impedito di continuare a vivere. Abbiamo un quadro di donne sempre più giovani che si rivolgono ai centri di violenza, donne sempre più con un elevato grado di cultura e donne anche specialmente europee. Quindi è da sfatare un po' il mito che c'era, diciamo, negli anni passati, che erano donne magari di altre culture. A parlare Roberto Bellio, presidente della Fondazione Ferrioli Bo, che gestisce il centro anti-stalking e antiviolenza La Magnolia di San Donà di Piave. Bellio ci parla dei racconti delle ragazze vittime delle violenze degli ex o dei fidanzati, raccolti nei centri di ascolto istituiti nelle scuole superiori del Veneto orientale. È in questo territorio che si sta andando verso la firma di un protocollo per la prevenzione e il contrasto alla violenza domestica e di genere, per mettere in rete tutti i soggetti del privato sociale e istituzionali che lavorano a tutela di chi è vittima di tiranni. Quello che noi auspichiamo è che tutte le donne che hanno qualsiasi tipo di dubbio, problema inerente ad una separazione, inerente ad una conflittualità nei rapporti affettivi, si rivolgano a un centro di violenza. I servizi del centro antiviolenza La Magnolia, che lo scorso 8 marzo ha aperto uno sportello anche nel municipio di Musire di Piave, sono completamente gratuiti. A disposizione psicologi e avvocati per colloqui in luoghi protetti e con la garanzia dell'anonimato. Noi siamo lì per questo, non siamo lì soltanto per assistere chi è vittima di violenza, ma chi lo potrebbe diventare.